Il pozzo di età nuragica fu distrutto contemporaneamente al villaggio, in età romana repubblicana, come confermano i resti ceramici rinvenuti. Successivamente i nuovi conquistatori costruirono sopra ciò che restava una struttura lignea quadrangolare con copertura a padiglione e l'impianto di un sistema di sollevamento di recipienti d'acqua, in gran parte in piombo. Il sistema di recupero dell'acqua è molto ingegnoso ed è noto alla documentazione archeologica da esempi già visti in diverse località del mondo romano. La macchina è composta essenzialmente da due assi in bronzo, che dovevano essere impiegati su un piano orizzontale a breve distanza uno dall'altro. Nella ruota a lanterna del primo asse si inseriva una corona dentata di diametro maggiore, applicata ad un tamburo cilindrico realizzato con assi di legno e mosso da una manovella, alla quale, molto probabilmente, vanno riferiti due elementi in ferro con due asole recuperati nel corso dello scavo. L'insieme aveva lo scopo di rendere meno faticoso il recupero dell'acqua, anche con l'ausilio di contrappesi in piombo. Tra i reperti di età imperiale sono state trovate più di 1300 monete in bronzo del secondo e terzo secolo d.C., alcune sicuramente costituenti un ripostiglio. Il resto di una paga militare nascosta in una cavità del pozzo e mai recuperata.